giornalisti, non tutti, ma in una parte importante, sono passati da essere stati o di aver tentato di essere cani da guardia del potere a cani di riporto del potere. Candidato ha un'etimologia, una origine della parola, è latina e viene dalla candida. La candida era la veste che mettevano i senatori, credo, all'epoca, no, anzi, i candidati proprio, che dimostrava la purezza della persona, era bianca. Ecco, andiamo a vedere se è davvero bianca. Comunicare con la pancia, che ha funzionato, secondo me funziona ancora. Il problema è quando vai al governo. Se tu prendi delle posizioni sovraniste, posizioni anti-establishment, posizioni molto forti e poi ti metti d'accordo con l'establishment, diventa un problema. Ma in Sardegna credo che questo abbia contato fino a un certo punto. Il punto è stato che il centrodestra e Giorgia Meloni ha sbagliato candidato, ha messo Truzzu, che era considerato dai tuoi concittadini pessimo, tant'è vero che era su una classifica di 87 e compariva l'85esimo sindaco italiano, e lui era il sindaco di Cagliari, e lei ha pensato di poter sostituire la presenza del candidato con la sua presenza. Dall'altra parte, la candidata dei 5 Stelle era una candidata con un curriculum da lasciare a bocca aperta, ex amministratrice delegata di Olidata, formata all'estero, ex viceministro, l'unico viceministro in grado di ridurre da 150 a 75, se non sbaglio, i tavoli di crisi al suo ministero, ed era sarda, e quindi lei ha portato via tanti voti. Insomma, è stata una somma di errori. Dire che la comunicazione di pancia non serva più, credo che sia decisamente prematuro. Per oggi un festival del giornalismo è importante per spiegare ai lettori che non c'è altro modo di prendere delle decisioni che quelle di informarsi a fondo. E questo con i festival si può farlo molto bene, perché portare i giornalisti, quelli che hanno qualcosa da dire, tra la gente serve per far vedere che ci sono ancora persone che fanno questo lavoro, sì, per lo stipendio, ma non solo.